Buongiorno e buona mattinata sempre su RC Radio Conegliano anche in questo venerdì e come di consuetudine il venerdì qualcuno dirà pesce, no, venerdì coneglianesi incazzati, più o meno insomma siamo in onda sempre il venerdì. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti. Saluto Sandro Bianchet che gestisce naturalmente insieme all'associazione appunto questa sua pagina dei coneglianesi incazzati. Partiamo subito da qualche saluto, immagino, sportivo, sì, e immagino già per chi. Innanzitutto per il rugby conegliano che continua la propria marcia, continua a vincere, bravo Conegliano Rugby, hanno vinto lo scorso weekend contro l'Alpago, speriamo che continuino così. C'è chi vince e c'è chi perde purtroppo. Certo, poi facciamo grandi complimenti a Limocco Volley perché è stata straordinaria sia nella prima partita di campionato che mercoledì sera, sia per la Champions League, queste ragazze sono straordinarie, brave. E poi c'è il basket che ti riempie di gioia. Io sono un amante anche del basket, in particolare della Vigor Basket Conegliano, e con l'occasione voglio ribadire le condoglianze anche dalla parte della pagina, condoglianze che sono già state fatte tramite la pagina Coneglianesi Incazzati per la recente scomparsa del signor Carmine Carugno, che era il custode e l'anima del Palasport di Via Filzi. Una grave perdita per Conegliano. Una grave perdita, sì, soprattutto per chi ama lo sport, per chi amava lo sport, per chi amava il basket, insomma era impossibile non conoscere Carmine, quindi purtroppo ci ha lasciato. Va bene. Allora, il Vigor Basket deve tornare alla vittoria perché 3 su 3 in fatto di 0 punti, direi basta, adesso bisogna vincere. Va bene? Sono sicuro che si riprenderanno. Molto Forza bene. Vigor. Allora, da dove partiamo quest'oggi, caro avvocato? Ma io vorrei... Sì, quello che avevamo detto, sì, spieghiamo un attimino perché allora, io ogni tanto te lo chiedo, come faccio per entrare in Coneglianesi Incazzati e magari dare il mio ok o il mio mi piace. Allora, chi sono i Coneglianesi Incazzati? È una mia idea che risale ancora al 9 agosto del 2011, quindi sì, purtroppo sì, è stata creata questa pagina finalizzata a raccogliere le voci di tutti quei cittadini che negli anni non hanno avuto questa possibilità in riferimento a questioni ovviamente attinenti a Conegliano, alla città di Conegliano. A volte vengono mosse delle critiche, però spesso sono delle critiche assolutamente costruttive. Vengono segnalate anche ovviamente le cose positive, ad esempio come sappiamo parliamo delle associazioni. È una pagina che non ha assolutamente natura politica e quindi credo che negli anni, in questi anni, ha ottenuto un imprevisto successo perché siamo arrivati a 736 iscritti. Gli accessi risultano sia dall'Italia che dall'estero. Per contattare la pagina basta inviare un'email a coneglianesiincazzati@libero.it o postare sulla pagina. È composta di varie sezioni, le sezioni degli album, dei video e degli eventi, e qui troverete i contenuti della pagina dal 9 agosto ad oggi. A questa pagina credono in tanti perché sono iscritte persone di ogni ceto sociale, imprenditori e persone molto note, anche facenti parte anche delle istituzioni, e per me questa è una grande soddisfazione perché è partita dal nulla e siamo arrivati a 736 persone iscritte, ma dati Facebook, quindi che ogni tanto vado a verificare, accedono da tutte le parti del mondo e c'è chi mi dice giustamente anche da Roma, quindi per me è solo un piacere e voglio continuare nonostante ci possano essere state delle critiche, degli attacchi anche ingiustamente violenti, però tu mi insegni che quando vieni criticato vuol dire o dai fastidio a qualcuno, vuol dire che
stai Che facendo del qualcosa bene. di buono si sta facendo. E oltretutto, nel tempo la pagina ha raggiunto anche dei risultati di rilievo. Certamente io non sono un politico e non voglio assolutamente esserlo, però con le mie segnalazioni e con le segnalazioni della pagina e grazie alle segnalazioni di tanti cittadini, dei risultati sono stati ottenuti. L'ultimo di questi è proprio il giardino comunale di Corso Mazzini, che è stato finalmente pulito. Che è stato pulito, ma finalmente è stato seguito anche il consiglio del sottoscritto, che ha detto: eliminate o quantomeno fate in modo che i rami non vadano più a coprire le zone nascoste, e adesso finalmente la situazione pare assolutamente tornata nella norma. Ti hanno ascoltato al 100%. Un'altra cosa che mi dicevi e che è giusto sottolineare è che non è che uno apra la pagina e trovi le notizie come in un giornale, non siete un giornale. Assolutamente, non è un giornale, e quindi le notizie di cronaca le trovate sui quotidiani, e devi anche sapere che mi risulta che ci siano i giornalisti che mi hanno riferito che saltuariamente visitano la mia pagina per cercare delle notizie, insomma, però questo è un altro discorso. Allora, da dove partiamo per queste segnalazioni e non per le polemiche, ma proprio per cercare di migliorare la nostra città? Vedo ancora che siamo impegnati sui pannelli stradali, quelli che avevamo segnalato noi, che avevamo detto guardate che segnano verde ma magari sono tutti occupati, oppure il contrario. Siamo ancora lì? Ma come dicevo, la pagina, non avendo natura giornalistica, a volte torna a discutere questioni già trattate. Ma perché? Perché si cerca di sensibilizzare l'amministrazione locale nel intervenire. A volte interviene a scoppio ritardato, altre volte in passato è intervenuta anche più velocemente, e questo è uno dei casi di cui stavamo parlando un attimo fa, i pannelli Infopark. E che cosa sono? Sono quei pannelli che si trovano, spiegherò perché uso l'imperfetto, erano 6 pannelli che segnalano i parcheggi a Conegliano, parcheggi a pagamento, e si trovavano in Viale Spellanzon, via Manin, via Pittoni, via Sauro, via Trento e Trieste e in via Lourdes. Perché uso l'imperfetto? Perché grazie alla segnalazione di un attento cittadino quello in via Spellanzon è stato tolto. Non me ne ero accorto nemmeno io. Bravo questo cittadino che, sì, insomma, molto attento, e lo ringrazio. Però mi fa un po' sorridere quello che era stato pubblicato ancora nel 10 novembre 2012 dalla Tribuna e da Oggi Treviso, sempre nello stesso periodo. Infatti leggendo l'articolo della Tribuna inizia così: c'è il Conta Park, addio a traffico e smog. D'ora in poi gli automobilisti potranno parcheggiare a colpo sicuro grazie ai nuovi pannelli Infor Mobility, Infopark, e alla centralina di monitoraggio traffico attrezzata con spire elettromagnetiche. E questi pannelli sono stati, installati verso la fine del 2012. Si tratta, leggendo sempre l'articolo, di un vantaggio per gli automobilisti e una riduzione dei giri a vuoto, con benefici anche per la qualità dell'aria, spiega il sindaco Floriano Zambon. Questa novità si inserisce in un sistema integrato di informazioni che dialoga tra colonnine, rilevatori del traffico, pannelli e centrale dati di Abaco, che garantisce peraltro interventi di manutenzione in tempo reale. Anche perché sono costati abbastanza questi pannelli. Infatti ho scoperto quanto sono costati. La spesa sostenuta da Abaco per rivoluzionare, leggo quindi dall'articolo di Oggi Treviso,
La spesa sostenuta da Abaco per rivoluzionare il sistema parcheggi supera i 340.000 euro, esclusi i costi di manutenzione, affitti, personale, gestione ordinaria. Non male. Però se noi andiamo a vedere e a osservare come funzionano questi pannelli, verifichiamo che i pannelli, alcuni di questi quantomeno, quello in via L'Espélançon è stato recentemente tolto. E via, non c'è più. Quello in via Pittoni, quello di via Trento e Trieste sono a volte accesi anche di notte. Quello di via Nazario Sauro è in tilt da tempo perché non segnala assolutamente nulla. E quindi mi chiedo a cosa servono, ma non solo, e sono quasi sempre, segnano luce verde, percorso Vittorio Emanuele e percorso Mazzini, e nonostante i parcheggi siano costantemente occupati. L'altro anno avevamo segnalato che soprattutto al venerdì questi semafori segnavano libero, mentre non erano liberi i parcheggi perché c'era il mercato, quindi l'avevamo fatto notare, insomma. Sì, questo è vero, in qualche modo è stato corretto un po' il tiro, però è vero anche che viene segnalato, ad esempio il giorno del mercato, che via Colombo è chiusa, ma in verità è aperta in parte, quantomeno la parte iniziale. Quindi questi pannelli sono assolutamente inutili per come sono stati pensati, per come sono stati installati, e ripeto, Abaco ha speso 340.000 euro per tutto il sistema legato ai parcheggi. Quindi facciamolo funzionare, cioè un pochino meglio. No, sinceramente a me sembra veramente assurdo. Io a suo tempo avevo detto impariamo dalle altre città, anche perché copiare a volte non fa così male, soprattutto quando si copiano le cose buone, quando si copiano i migliori. E guardiamo ad esempio a Treviso, oltre a indicare, ci sono dei pannelli che indicano il numero dei posti disponibili, e quindi così assolutamente non va, perché quello che è stato dichiarato in questi due articoli che ho appena citato, andateveli a leggere con attenzione, in verità poi si è dimostrato che nella realtà dei fatti purtroppo la situazione è un po' diversa, anche perché, come dice scritto nell'articolo, dovrebbe aiutare gli automobilisti a trovare parcheggio ed evitare quindi di girare a vuoto, così è dichiarato. In verità io trovo il semaforo verde in alcune zone, arrivo e mi trovo il parcheggio costantemente occupato. L'avevamo segnalato e continuiamo a segnalarlo e continueremo a segnalarlo. Andiamo su Conegliano Servizi perché siamo anche abbastanza tardino. Sì, per quanto riguarda Conegliano Servizi SPA, sappiamo che è una società che gestisce, fino a poco tempo fa gestiva i parcheggi, adesso invece quella gestione spetta ad Abaco. Ora continua a gestire anzi i cimiteri di Conegliano. Per quanto riguarda i cimiteri di Conegliano, devo dire che la situazione non è dei migliori, ne avevamo già parlato a suo tempo. Oltretutto ho letto proprio recentemente un articolo tratto dalla Tribuna che crematorio tutto da rifare. Spunta un nuovo project financing, insomma sto crematorio, ditecelo se volete farlo o non volete farlo, perché si sta continuando a spendere soldi. No, anche perché erano già stati spesi dalla Conegliano Servizi, che è una società partecipata al 100% dal comune, erano già stati spesi, vi leggo, 115.000 euro, quindi non bruscolini, e adesso si parla di preparare un piano da 8 milioni per la gestione dei servizi. Perché punto l'attenzione su questo? Perché la società che vincerà quindi l'appalto si occuperà anche non solo del crematorio, ma anche della gestione dei cimiteri. Gestione dei cimiteri che allo Stato, devo dire, non sono assolutamente soddisfatto, e sulla soddisfazione apro una parentesi. Mi era stato segnalato che esiste il sito del comune di Bolzano,
da cui abbiamo tanto da imparare, cioè il Comune ha fatto anche dei sondaggi tra i cittadini e sono pubblicati, se non ricordo male, parliamo 2006 e 2009, sulla gestione del cimitero di Bolzano, e quindi la gente veniva chiesto un parere e un giudizio su questo. Se lo chiedessero a Conegliano, non so cosa emergerebbe. Fuori. Allora, a suo tempo abbiamo parlato di San Giuseppe, oggi parliamo di Colle al Brigo. Allora, perché? Il cimitero di Colle al Brigo, che come dicevo è gestito dalla Conegliano Servizi, si legge sul sito della Conegliano Servizi che il Camposanto è aperto dalle ore 7 alle ore 20 nel periodo estivo. Sul cartello esposto all'ingresso del cimitero, che non è molto visibile, direi di no, v'è invece indicato che nel periodo estivo l'orario d'apertura è dalle ore 7 alle 19. E diciamo che a prescindere da questa discrepanza è vero invece che il cimitero è costantemente aperto, le porte sono sempre aperte, e come ho scritto anche nella pagina mi ricorda un po' il caso della Calle della Madonna della Neve, dove nella cancellata v'è un cartello con l'indicazione dell'orario di apertura e di chiusura. Calle Madonna della Neve è aperta 24 ore. Esatto, 24 su 24. Anch'io vedo il cimitero di Colle al Brigo, io l'ho sempre visto aperto. Sempre spalancato, anche perché si legge che nei cimiteri vanno a rubare il rame, d'accordo? È un cimitero anche abbastanza isolato, sì, d'accordo? Quindi, a mio parere, se c'è un orario di apertura e chiusura, a prescindere dalla discrepanza di cui parlavo prima, quell'orario va rispettato. Ad esempio, il cimitero di San Giuseppe ha un custode. Il custode potrebbe occuparsi dell'apertura e della chiusura anche dei cimiteri limitrofi, d'accordo? Poi sempre sul cimitero di Colle al Brigo è stato fatto un accesso il 19 ottobre, diciamo che c'è una parte vecchia e una parte nuova. E cosa è stato riscontrato? Esistono i bagni nuovi di zecca, perché penso che la parte nuova, cioè la parte più recente, sia proprio recente, scusate per la ripetizione, e per assurdo il bagno è stato trovato chiuso a chiave. E allora la domanda che è stata posta, ma chi va a trovare i propri defunti e ha necessità di andare in bagno, mi chiedo come faccia. Ma è una cosa assurda, ma ormai in Italia non c'è più nulla di assurdo, perché non mi sorprende più nulla, se pensiamo che presso il cimitero di San Giuseppe ci sono 2 bagni che sono da terzo mondo, non sono a norma perché i disabili certamente non possono accedere, quindi abbiamo un cimitero, i bagni del cimitero di San Giuseppe che sono fatiscenti e sono aperti, e a Colle al Brigo invece un bel bagno chiuso, assolutamente chiuso, e lo trovo una cosa assolutamente assurda, ma come ho detto prima non mi sorprende più nulla in Italia. Stiamo concludendo perché siamo in chiusura e queste sono alcune belle notizie che abbiamo riportato, belle insomma tra virgolette, che insomma cerchiamo di smuovere un pochino. No, perché penso che ad esempio dei bagni uno dice ma cosa parli di queste cose? Assolutamente no, cioè io penso che tante persone che vanno a Colle al Brigo e hanno necessità di andare magari parlano tra di loro, però non danno voce alle proprie lamentele, e spero che tramite i vostri microfoni qualcuno faccia qualcosa, perché realizzare un bagno nuovo e tenerlo chiuso è assolutamente, ripeto, ma giusto, insomma, o chiudiamo e teniamo un orario e allora vabbè il bagno può rimanere aperto. Immagino che se invece rimanga aperto 24 ore su 24 è anche giusto chiudere il bagno, però mettiamoci d'accordo insomma su cosa vogliamo fare. Domani domenica 27 ottobre ci sono alcune manifestazioni e so che lei è particolarmente attento alle associazioni. Ma diciamo che sì, l'attenzione è sempre per i più deboli, per le persone che non hanno la possibilità di far valere a volte i propri diritti e di far sentire la propria voce. E quindi è importante che la gente domenica 27 ottobre vada allo stadio di Conegliano, perché verso le 10:15 inizia un torneo. È un torneo organizzato a favore dell'associazione Oltre il Labirinto. Partecipano le squadre del TV Pressing,
che sono i giornalisti della Marca Trevigiana, il CRAL, l'ospedale civile di Conegliano, le vecchie stelle di Conegliano, e rinforzate da alcuni gruppi di prosecco, di cantine. E alla fine farete un brindisi, una rappresentativa aziendale delle aziende del prosecco delle nostre zone. Sì. E è interessante perché c'è la possibilità, data la possibilità di raccogliere e portare allo stadio i tappi di bottiglie sia di sughero che di plastica, lasciando un'offerta libera. E i soldi, è importante, diciamo, quanto verrà ricavato, servirà a finanziare la ricerca medico-scientifica e le attività dell'associazione oltre il labirinto. Quindi di autismo. Quindi dalle 10:15 tutti a Conegliano, allo stadio di calcio Narciso Soldan, e l'inizio delle partite sarà comunque alle 10:45. Perché, lo ricordo, domenica è città pulita, insomma, per Conegliano, quindi ci sono numerose iniziative. Proprio nella giornata di oggi, intorno alle 11:30, c'è la presentazione in comune, appunto, a Conegliano di queste varie iniziative. Un'iniziativa assolutamente che condivido pienamente e complimenti, brave tutte le persone che parteciperanno per ripulire la nostra città. Bene, ringrazio l'avvocato Sandro Bianchet dei Coneglianesi Incazzati. Oggi abbiamo dato alcune pilloline, insomma abbiamo cercato di far capire che non vogliamo soltanto criticare, ma vogliamo migliorare la nostra città, come sempre dice avvocato, giusto? Giustissimo. Bene, ringrazio e ci risentiamo la settimana prossima. Ormai siamo di casa il venerdì, quindi più o meno, insomma, siamo qua. Grazie a tutti, arrivederci.